Il terrore che si materializza sulla soglia di casa, una pistola puntata alla testa e 3 uomini pronti a colpire. È l'incubo vissuto dalla famiglia Nicolini, nota per l'attività di recupero materiali nella zona industriale di Fontaniva. Erano da poco passate le 19:30 quando una banda ha messo a segno la violenta rapina. I malviventi, con il volto travisato, hanno atteso il rientro a casa della proprietaria e, sotto minaccia dell'arma, sono riusciti a entrare nell'abitazione, immobilizzando e legando la donna. Costretta ad aprire la cassaforte, la vittima ha assistito impotente mentre i rapinatori si impossessavano degli ori di famiglia, prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Mi dispiace perché li voglio bene, siamo vicini, gente che lavora, che cerca di sopravvivere in questo mondo sempre più malato, in tutti i sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora esaminando i sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti del gruppo. Nessun ferito, ma resta lo shock per un episodio che scuote una comunità. Fucilarli, una stretta sicuramente ci vuole. Secondo me la stretta serve soprattutto alle forze dell'ordine di avere il potere di agire in maniera un po' più libera. Come facciamo a sentirci al sicuro? Impossibile. Soprattutto per i giovani e anche gli anziani che vivono da soli. Dispiace perché abbiamo una realtà triste, non ci si può difendere neanche a casa nostra, hai paura proprio delle proprie mura domestiche. Essere più severi con la legge, non dico come in America, non arrivare a queste cose drastiche, però essere più severi perché tanto ci prendono in giro. Sicuro proprio no, diciamo, ci vorrebbe più controllo, ecco, più giri che fa, cioè la ronda della polizia o qualcuno che insomma possa controllare, perché ormai si sentono non solo, cioè dappertutto qua, almeno nel Triveneto vedo che il fenomeno è, diciamo, abbastanza frequente, troppo.